La linea va subito a Tina Ghilardi e Francesco Nosari. Buongiorno, benvenuti. Grazie e ben trovati a tutti su Radio Padania Libera, che ci ritroviamo dopo le nostre vacanze. Un saluto anche a te Francesco. Grazie Tina. Oltre a tutti quelli che ci stanno a sentire. Diciamo che abbiamo preparato diversi eventi, l'associazione sta lavorando su appunto stavo dicendo su questi eventi. Uno è stato il passato che abbiamo fatto riguardo al 24 maggio, che mi ha ricordato i 100 anni della prima guerra mondiale, chiamiamola così. Poi stiamo preparando il 7° Festival della Canzone Lombarda ed altri eventi a sostegno di associazioni che si occupano di volontariato per quanto riguarda la ricerca su determinate malattie. E questo è quanto stiamo preparando. Cosa possiamo dire delle ultime? Quello che tu hai prospettato è relativo, è comunque legato tutto da un profilo culturale, cioè tante cose si possono fare, tante iniziative si possono avere, come quelle, ad esempio quelle che sosterremo a favore di determinate malattie da parte di chi se ne occupa, ma sempre con una visione e un intento culturale in senso lato, cioè la coscienza della gente, la quale deve rendersi conto che... Francesco, possiamo sentire una telefonata? Prego. Pronto? Pronto, ciao, telefono dal Piemonte. Voglio che Renzi se ne vada a casa presto. Questo è una bella prospettiva, ma sarà alquanto difficile. Sarà quanto difficile perché mi sembra che voglio dire, ho votato per Cota, che è stato buttato fuori. Sì. Per la questione delle mutande, ma io vedo qua in Piemonte che è uno schifo, sinceramente. Sì. Io dico che riguardo a Renzi mi sembra che una buona parte sia sostenuta da una buona parte della destra, del Berlusconi. Sarà molto difficile, anche se forse le elezioni sarebbero auspicabili. Vabbè, comunque per quelle robe qui che da casa presto, vabbè, uno va a casa e un altro sta seduto a casa sua. Mi sembrano cose un po' strane. Il problema è che si dovrebbero occupare di più effettivamente di quello che ha bisogno la gente, che significa lavoro, sentire la sicurezza. È proprio questa insicurezza totale che c'è nel paese che pone una preoccupazione altissima e che comunque va sistemato solo se troviamo gente che non lavora per se stessa, ma proprio per il bisogno della gente. Certo, cioè il ragionamento poi alla fine è questo: nel momento in cui si combatte per il potere di per sé non è favorevole all'elevazione di tipo culturale, che forse servirebbe anche a quel radioascoltatore. Cioè l'elevazione di tipo culturale è contrario del potere. Il potere ha interesse a mantenere le persone al proprio servizio e al proprio vantaggio. L'educazione, lo sviluppo di tipo culturale, che sicuramente è maggiore, lo dimostrano i fatti, nei paesi a struttura autonomi o a struttura federalista, o comunque in cui l'amministrazione è di per sé controllabile, proprio strutturalmente controllabile, in quelli il potere è evidentemente meno arbitrario. Questo è il rumore di fondo che noi diamo
al nostro modo di essere, all'Associazione Ronchi, ma non solo all'Associazione Ronchi, è stato l'elemento da cui è nata nel lontano 85, io c'ero, è nata la Liga. È nata da quello, poi che si siano modificate tante cose, siano commessi tanti errori, per carità, non c'è neanche dubbio, però è il motivo di fondo, è il rumore di fondo di tutta questa serie di eventi che si sono sviluppati in questi 30 anni. Bene, noi organizziamo fatti diversi, o meglio, Tina organizza fatti diversi perché è un carro armato che riesce a organizzare anche quello che da tanti sembra irrealizzabile. È una straordinaria persona, un straordinario personaggio. Ora, e lo sai, ora una come te che va a organizzare cose diverse, ma avendo in mente che cosa? Avendo in mente proprio il legame culturale che consente a ciascuno non tanto di essere del tutto autonomo, nel senso di svincolato dalla società in cui vive, ma nel senso di dimostrare che in quella società in cui viviamo, che è quella in cui viviamo realmente, è inutile stare a pensare, ma all'inizio dello scorso secolo si stava meglio. Certo, si stava meglio perché allora quantomeno determinati problemi che oggi ci ritroviamo allora non c'erano o erano stati risolti. Che bello! Oggi è un'epoca difficile come probabilmente erano difficili altre epoche. Oggi magari più difficile delle altre, benissimo. Però dobbiamo renderci conto che sull'educazione, nel senso di pensiero, capacità di pensare insieme, che si possono coagulare e rendere efficaci cose e situazioni anche diverse. Noi abbiamo cominciato con le nostre conferenze sulla prima guerra mondiale, quindi i 100 anni dalla prima guerra mondiale, adesso ne faremo una scaletta, vedremo di avere questi brani che verranno man mano letti per poter ragionare insieme ai radioascoltatori su quell'evento e sulle sue conseguenze successive. Vedremo di farci tutto un nostro librettino che stiamo preparando e che consegneremo sia in associazione sia alla radio. Vediamo di creare una struttura, una capacità di argomentare all'interno di un mondo che è diverso, che è sicuramente complesso, di argomentare e insegnare alla nostra gente ad argomentare secondo quel criterio, proprio per capire in che direzione devono andare anche i cambiamenti, perché se no non ne usciamo più. Perché io sono pienamente d'accordo che ci siano, so per esperienza, che ci sono altre zone della stessa penisola italica dove si comincia o si è già cominciato da tempo a ragionare in un modo che, fra virgolette, è padano. L'ho constatato anche in questi ultimi tempi. Cioè è gente che poi capisce finalmente quelli che sono i problemi che si pongono i nostri popoli, l'impossibilità di lavorare, più che perché il problema del lavoro è l'impossibilità di lavorare, la non convenienza a lavorare, il che è una follia pura. Ora, sono questi aspetti, questi profili che attraverso manifestazioni diverse, attraverso agganci anche a problematiche diverse, noi stiamo suscitando, e questo è gran merito proprio di Tina. Certo, però qui ritorniamo a quello che aveva chiesto la persona che ha telefonato. Il discorso è che noi, lo Stato ci considera come suoi servitori, in realtà è proprio lui che dovrebbe essere il servitore nostro. Ecco, da qui anche la questione del lavoro, il fatto che fanno tutta questa pressione come se noi dobbiamo, cioè il pensare sempre al potere forte, ma in realtà senza pensare che tutti gli ingranaggi deboli devono essere porti a posto per poter poi crescere. Ma ricordi che il potere, quello che non vuole, è un pensiero capace di ragionare,
Ricordiamoci che è la prima cosa, ed è anche la prima cosa che pensano i burocrati, gli appartenenti a questo sistema e che pensano come questo sistema. Mi diceva un amico abbastanza recentemente che ha sentito l'intervista di una direttrice o comunque di un'alta funzionaria di un ministero, il Ministero dell'Economia, la quale aveva come presupposto il fatto che se anche la gente salta per aria, le tasse vanno pagate. Cioè se le tasse fanno saltare in aria la gente, che salta in aria l'attività, ma le tasse vanno pagate. Ragionano così questi qui. Sì, ma però saltano in aria anche tutti gli ingranaggi, appunto, il presupposto di una famiglia. Ma non ci arrivano neanche a pensare. È proprio questo quello che noi dobbiamo suscitare, la capacità di pensare sotto questo profilo, perché salta in aria tutto se no. Esatto. È quello che Matteo ha detto più volte, magari travisato, in questo periodo. Beh sì, è parecchio tempo che diciamo che il movimento dice queste cose certo. sotto ogni profilo, però bisognerà che ne tengano un attimino conto, perché questa è la cosa più importante, perché se anche salta e poi un altro va con lo stesso presupposto, non cambia assolutamente niente. Certo, è qui che va fatta la vera rivoluzione. No, ma è chiaro, ma teniamo noi, per carità, noi siamo una piccola associazione, ce la mettiamo tutta e anni e anni che ci mettiamo l'anima e anche i soldi, ma voglio dire il ragionamento che poi alla fine salta fuori è che effettivamente la prima rivoluzione, oggi come oggi, in un momento di crisi totale, di assenza di pensiero come questa, è proprio culturale, cercando di dire sì, no, evangelicamente, cercando di capire che le determinate situazioni di sofferenza sono inaccettabili rispetto a quelle che sono altre posizioni che non stanno né cielo né terra. Questo è quello che occorre dire. Teniamo conto che, se ti ricordi, 8 anni fa, 9 anni fa, non mi ricordo più neanche quanto tempo, in che senso abbiamo commentato la lezione tenuta a Regensburg dall'allora Papa Benedetto XVI, e tutti i mass media dire che era discriminante nei confronti degli islamici, eccetera, era né più né meno che la descrizione, sia pure virtuale, sia pure teorica, di quello che adesso è il problema del Presidente della Repubblica degli Stati Uniti, il quale adesso improvvisamente si sveglia e capisce una cosa che 8 anni prima il Papa precedente aveva tranquillamente scritto e detto in una lezione che noi abbiamo apprezzato e sostenuto, dicendo che li condividevamo in pieno. Chi si ricorda di questo? Nessuno. Però se invece si instaurasse un meccanismo mediante il quale queste cose cominciano ad avere incidenza, cominciano a funzionare e a pesare, tu capisci che a questo punto prendere per il naso la gente diventa più difficile. Certo, è ciò che i partiti e il potere non vogliono, questo è evidente. Certo. Evidente tantissimo. Cambiamo un attimo discorso. In Europa c'è quest'area qui di referendum che riguarda l'indipendenza oppure sì, parliamo della Scozia ma anche di altre, proprio diciamo un fermento. Certo. È qualcosa che può incidere sull'Europa stessa, queste aree che hanno questa voglia che poi è anche la nostra voglia, certo, di indipendenza, anche proprio per formare un qualcosa culturalmente diverso. Certo. Sicuramente sì, sicuramente è un momento che voi l'abbiamo visto tutti, ha messo in crisi lo stesso establishment della Gran Bretagna. Il primo ministro ha cominciato a piangere, come si dice nella bergamasca, a luccià, cioè a piagnucolare, a lamentarsi, ma la logica
è logica, non è che la inventa mica nessuno, cioè qui si è cercato di dire il rovescio di quello che era, è come se si volesse sostenere che, faccio per dire, durante la prima guerra mondiale è il Belgio che ha invaso la Germania e non viceversa. Signori miei, durante la prima guerra mondiale il dato di fatto è che la Germania che ha invaso il Belgio, mica l'opposto. Qui è la stessa cosa. Nel momento in cui si crea una globalizzazione, ma è assurdo pensare che possa reggere, e si crea poi un'Unione Europea, addirittura basata su un mercato che non c'è, perché quel mercato dell'euro, così come impostato da Prodi e i suoi amici comunisti, non esiste e non poteva esistere, e bisogna essere proprio degli ignoranti, non dei docenti universitari, per non capire che un mercato è un mercato e ha dei suoi limiti e la moneta rappresenta quel mercato e non un mercato che non esiste. Ci vuole poi neanche tanto per arrivarci. Ora, nel momento in cui si è creata un'Europa del genere, è impossibile, ma assolutamente impossibile, pensare che possano reggere gli stati nazionali che sono basati sul principio della intangibilità della loro sovranità, tant'è vero che di nascosto hanno dovuto cedere la loro sovranità a chi? All'Unione Europea. Per non dire che la cedevano all'Unione Europea, l'hanno ceduta a chi? Alla burocrazia dell'Unione Europea, ma robe da campane a martello. Oggi come oggi, ma è evidente che una globalizzazione da un lato, globalizzazione economica, e dall'altro un'unione come quella europea, non possono che creare strutture più piccole e uniformi sotto altri criteri, non più certo quelli degli stati nazionali, ma è evidente. Unioni che siano culturalmente forti, degli aggregati che siano forti, tali da poter sostenere sia le ondate del mercato globale, sia la forza centripeta di una unione di stati che in realtà è un'unione di popoli, quindi non può che essere, per poter essere tale, non può che essere un aggregato forte di popoli coscienti di essere tali, ma lo capisce qualunque cretino, salvo alcuni. Ora, questo è il problema che si viene a creare. La Scozia, nonostante abbia avuto contro tutti, così come la Catalogna, contro tutti, addosso tutti, oggi come oggi sono i che ballano sul 50%, il che già di per sé è indicativo, è significativo quantomeno di una cosa: se i vari Cameron, Prodi, piuttosto che Renzi, piuttosto che capissero qualcosina, Berlusconi non lo escludo di sicuro, capissero qualcosa. È molto semplice, cioè è il significato comunque di un qualcosa che non va, che non riesce più a reggere, che non sta più in piedi. Questo dovrebbero capirlo tutti, anche i cretini. Capiscono i cretini, ma vuol dire che ce ne sono altri che purtroppo hanno maggior potere, che sono più cretini dei cretini. È questo che bisogna dire. Ma vuoi dire l'altro? È evidente. E io dico che siccome in Lombardia non siamo mica scemi, neanche in Veneto, io dico che prima o poi arriva anche per noi l'ora, speriamo presto. La Lombardia ha chiesto l'autonomia, mentre invece il Veneto ha chiesto l'indipendenza. Io in questo caso qui mi sento molto più vicino al Veneto. Ecco, tu sai che durante la campagna elettorale ho bazzicato parecchio dalle parti l'ultima campagna elettorale, dalle parti del Veneto, presso le persone presso le categorie che conoscevo. Ora, ti posso dire che io un po' nel cuore i veneti ce li ho e apprezzo questa scelta ancora più forte. Noi vogliamo l'indipendenza. Hanno ragione, porca miseria, ma corrisponde però anche a una loro cultura, a una loro storia, che forse i lombardi, in quanto separati un po' fra la Repubblica Veneta, Bergamo faceva parte della Repubblica Veneta, e il Ducato di Milano, forse ancora del tutto non hanno. Io mi auguro che se lo facciano presto questa convinzione, e credo che se la possano fare presto. Sì, perché non è, Milano è un po' ibrida come città, cioè milanesi ce ne sono pochi, perché volevo ricordare che comunque Milano fece il primo governo provvisorio e fu il prefetto, di cui noi vogliamo l'abolizione, che andò a chiedere aiuto al re del Piemonte.
Certo. Quindi in sostanza proprio i veri milanesi comunque e dintorni, perché non era solo Del Milano, resto Cattaneo, il capopopolo, avrebbero voluto appunto il governo provvisorio alla Va Brebana, insomma, alla fine. Cioè, fai conto che poi a Milano ci sono quegli straordinari autonomisti e indipendentisti che sono spesso di origine meridionale e che sono i più forti e che spingono sotto questo profilo tante volte molto di più dei milanesi veri e propri, che sono in certi casi un pochettino loffi. Io capisco quando, a maggior ragione, quando Matteo dice occorre avere uno sguardo d'attenzione anche da altre parti d'Italia, perché in effetti l'esempio di quello che pensano molti degli immigrati che sono qui a Milano, i nostri iscritti, una bella fetta è proprio di quella provenienza, ha un significato particolare, cioè quando capiscono, si integrano, sono certamente e spesso e volentieri più determinati dei milanesi veri e propri. Non parlo di quelli che stanno fuori Milano, che è un'altra cosa ancora. Certo. Vabbè, comunque abbiamo fatto una chiacchierata dopo tanto tempo. Un primo excursus con i nostri radioascoltatori. Esatto, un primo excursus. Io ci tenevo comunque sempre a ricordare il Festival della Canzone Lombarda, questo perché? Certo. Perché si vuole far venire alla luce quelli che sono i nostri cantautori, perché scrivono delle canzoni inedite e quindi possono partecipare a questo concorso del Festival della Canzone Lombarda, che è la sua 7ª edizione. E questo lo dico perché chiunque volesse partecipare potrebbe inviare il testo e la musica presso il Centro Culturale Roberto Ronchi in via Rismondo 31 a Milano. E c'è tempo, dato che il festival si svolgerà il 15 novembre, c'è tempo fino al 20 di ottobre per inviare un testo e una musica per poter partecipare. E lo dico ai giovani autori anche, perché portare avanti un po' di tradizione di musica lombarda o comunque dei cantautori lombardi, direi che secondo il nostro punto di vista è positivo sia dal punto di vista culturale ed è comunque una possibilità anche per loro. Diciamo che una delle cose che tu ripeti spesso, e hai ragione secondo me, è proprio quella, e cioè vogliamo vedere da un lato e incentivare dall'altro il fatto che i nostri popoli, la nostra gente abbia ancora voglia e sappia ancora cantare nella propria lingua, con le proprie musiche. Anche perché possiamo dire i cantautori, anche i nostri padri che cantavano, sceglievano sempre canzoni relative al lavoro, perché certo. Il lavoro era un'importanza vitale e culturale della nostra gente. Questo è un appunto. Se noi vediamo le canzoni certo. Bellissime che tutto il meridione parlano sempre di fantasia, amore, noi parlavano di lavoro. Il lavoro nei campi, il lavoro nelle vigne, il lavoro, e parlavamo di lavoro, quindi anche dal punto di vista culturale nella musica, che la musica è sempre bella, è comunque diversa da popolo a popolo. Pienamente d'accordo. Dobbiamo salutare Tina, mi ha detto Roberto che abbiamo esaurito il nostro tempo. Ci vediamo domenica prossima. D'accordo, ci vediamo domenica prossima e grazie per averci ascoltato. Grazie a tutti e viva il Lombardo Veneto, viva noi, viva un'Europa dei popoli, viva tutti. Abbiamo ascoltato lo spazio del Centro Culturale Roberto Ronchi.